Su cartellino. Lasciamo stare, l'arbitro è un essere umano come tutti, può sbagliare, però è una partita, tutta la partita passa alle mani. D'altronde pure loro sbagliano il gol a portavoce. Benvenuti in questa prima gara di quest'oggi, dove si affronteranno al Zusa contro Aquile di Sicilia. Zusa in cerca di riscatto dopo le batoste precedenti in questo girone. Invece Aquile di Sicilia che momentaneamente sono secondi, per appunto con una partita in meno. Vedremo se riusciranno a ritrovare il sorpasso sugli Sporting Arancina, che in questo momento sono primi in classifica. Ci aspettiamo comunque una bellissima partita, c'è tanta qualità da entrambe le parti. Non mi santirizza. È un problema questa la tua. È live, raga. Ho capito. Ma la vedi? Lo so. Siamo stati già in tu, la partita da lì? Perché... Sì, sì, no, non credo che fanno qualcuno. Non ho toccato niente tutto. L'altra volta comincio a fare così durante la partita dei quando sparisce questo, sparisce che non è nessun distretto, è l'avvio come? Te lo devi chiudere, come l'ho chiuso lì, quindi vedi questo calcetto. Ragazzi, mangiamo la macchina? Sì, guarda, sì, guarda. E lo chiudi e lui si spegne automatico. Ma lo riapri a poco, quindi dipende dalla stabilizzazione. Lo so. Allora oltre la linea possiamo? Qua va bene, qua va bene. Oltre la linea no. C'è ammonizione tra l'altro. No Gio, ti ripeto, mi blocchi la visuale a me. Si parte col calcio d'inizio a favore dell'Aquile di Sicilia, che avranno il primo possesso di questa prima frazione di gioco. Si parte da Amico per Ferrara. Parlato, ricordiamo, capocannoniere in questo momento. Quella di Sicilia, sorpresa di questo girone. Non se l'aspettava nessuno. Tanto imbucata di D'Amico, tiene dentro Parlato. Si parte con una rimessa a favore degli Zusa. Caruso. Scala subito da Filiberto, uno dei nuovi acquisti in questa sessione di mercato. Volto già conosciuto in questo torneo, Filiberto, ex Santa Rosalia. Filiberto per D'Amico. Doveva andare via D'Amico, viene chiuso la gueccia, il capitano. Caruso. Si sgancia Caruso, Filiberto. D'Amico in copertura.
qualche rimpallo di troppo. Tutto Gueccia diventa una sponda per Parlato, che la gestisce e preferisce scalare nuovamente da D'Amico. Prova a imbucare D'Amico. Subito si alza il pressing da Zusa con Scibetta. Gueccia in avanti per Parlato, che la gestisce. Parlato prova a imbucare questo pallone per Ferrara. Non si intende col compagno, c'è comunque Ferrara. La lascia a Gueccia. Le giocate del 10. Si appoggerà D'Amico. D'Amico dalla distanza! Subito il primo squillo di questa gara con D'Amico. Ripartono subito Zusa. Caruso. Si appoggerà Filiberto e si alza il pressing dell'Aquile di Sicilia, che riconquistano subito il pallone. Addirittura con 3 attaccanti in avanti l'Aquile di Sicilia. Senza nessuna premura, con tutte le loro qualità. Ferrara in avanti, c'è l'intercettazione di Caruso. Caruso rompe la linea, Caruso 3 contro 2. Caruso nel mezzo! E c'è il gol di Scibetta, giocata personale di Caruso, andata a buon fine. 1-0 per gli Zusa. Subito partita in salita adesso per le Aquile di Sicilia, che dovranno subito rifarsi. Ferrara per D'Amico, tutto solo in questa corsia. D'Amico va lui col destro. Girgenti lascia sfilare, ricomincia subito col possesso. Filiberto in avanti a scucchiaiare dentro per Scibetta. Pallone forse lo tocca Parlato, infatti è così. Possesso ancora Zusa. Scibetta ancora da Filiberto, uno dei più ricercati finora. Filiberto dentro per Scibetta, prova a tenerla dentro con la testa. Ferrara sguscia via, malinteso col compagno. Poi Scibetta ancora in mezzo a 3. Scibetta non riesce a controllarla D'Amico, ma ringrazia comunque il compagno per l'intenzione. D'Amico ancora Parlato, sempre su quella corsia parte Parlato. Solito movimento a tagliare. Gueccia investe da centrale. Parlato, Gueccia. Ancora Gueccia, si butta dentro. Si muovono tantissimo da quelle di Sicilia. Girgenti gioca corto da Caruso. D'Amico legge bene questo pallone. D'Amico contro Girgenti. Lo mura il portiere. Ferrara poi col tacco, dove c'è D'Amico. D'Amico entra in mezzo al campo. D'Amico una finta, viene chiuso da Caruso. Ancora possesso però per l'Aquile di Sicilia con Gueccia. Prova a disorientare l'avversario. Gueccia, tanti tocchi, alla fine si appoggerà Ferrara. Ancora Gueccia. Insistono l'Aquile di Sicilia con questo giro palla, tanto possesso in questa prima frazione di gioco. Gueccia ne ha 2 di sopra, c'è il raddoppio. Zusa schiacciati, ci sono tanti spazi per andare a imbucare la difesa azzurra. Parlato prova a entrare sul destro, lo mura ancora Caruso. Poi anche Ferrara ancora murato da Filiberto. Stanno tenendo bene gli Zusa. D'Amico si dimentica del pallone. Scibetta lascia D'Amico, prova a cambiare gioco dove c'è Filiberto. Ferrara anticipa tutto. Ferrara dove c'è Parlato, che calcia forte sopra la traversa, però c'è calcio d'angolo, quindi c'è parata comunque di Girgenti. Da qui non abbiamo visto. Parlato dentro da Ferrara, poi Scibetta rischia tantissimo da ultimo. D'Amico cambia dove c'è Ferrara, forte sul secondo palo, l'aggancia Parlato. C'è un tocco di mano in zona attacco, possesso per gli Zusa, che ne possono approfittare per rifiatare. Batte direttamente il portiere. Girgenti in avanti da Scibetta, che non riesce ad agganciare questo pallone. Parlato l'aggancia bene il 21. Ferrara cambiano nuovamente assetto di gioco l'Aquile di Sicilia, passando un 2-2. Gueccia, D'Amico forte sul secondo palo dove c'è Ferrara. Si smarcano alla grande le Aquile. Prova a memoria a ritornare sul secondo, ma non c'è nessuno se non i giocatori degli Zusa. Tanto cambi in vista, entrerà Giammona.
che si va a collocare sulla zona destra in corsia dove c'è il duello con Ferrara. Micciche, parlato subito da Ferrara di prima, scucchiaiare dentro, parlato di prima dove c'è D'Amico che la mette giù, D'Amico raddoppiato, cade giù e c'è fallo. L'arbitro a 2 passi, calcio di punizione, posizione favorevole per le Aquile di Sicilia che possono trovare il gol del pari. Non ce l'ho. C'è proprio D'Amico che subito fallo alla battuta. Vediamo se andrà direttamente in porta o la giocherà corta con un compagno. Parte D'Amico col destro, mura tutto Girgenti. Ricordiamo quest'oggi portiere in prestito poiché di proprietà in possesso degli Ziccusi nell'altra lega di Trinacria. Parlato in avanti, in buca bene da D'Amico. Si riparte dopo lo scontro tra D'Amico e Girgenti. Caruso imbuca bene da Giammona che è tutto solo contro il portiere. Giammona forse ha perso un tempo di gioco prezioso. C'è calcio d'angolo per gli Zusa, rimangono in avanti, invece no, rimessa. Filiberto non riesce a trovare il giusto impatto col pallone. È entrato anche Borrella adesso. Parlato. Vediamo se andrà direttamente in porta. Parlato, forte nel mezzo, c'è Caruso che sporca questa traiettoria. Sta facendo una gran partita Caruso, d'attenzione, non rinuncia mai al duello. D'Amico forte! C'è il gol del pari, il gol dell'1-1. Va bene, dai, raga. Piccio, cambio. Salvo. C'è niente, raga. C'è niente. Quanto siete? Avete contato? 8 minuti. Samma, quanto siamo? No, non lo so. Segnalo blu, hai solo un trucco. Borrello. Si ricomincia dopo il gol del pari. Giammona. Filiberto gancia così e così, continua a combattere sul parlato. Micciche. Ci arriva comunque Queccia. Subito nuovamente in avanti gli Aquile di Sicilia. Parlato nel mezzo, Caruso attento. Giammona prova ad allontanarla. D'Amico la mette giù. C'è il pressing di Borrello che gli dà fastidio. D'Amico con calma. Il 7. Parlato, prova a restituirla con tacco, ma c'è Caruso. Caruso. Poi Borrello entra bene in mezzo al campo. Cambia gioco alla Filiberto, ma intercetta tutto amoroso. Poi Giammona. Subito pressing altissimo dell'Aquile di Sicilia. Partita che si sta accendendo, partita vivace, con tante occasioni da una parte e dall'altra. C'è tanto equilibrio in mezzo al campo. Come dicevamo prima, ci sono le Aquile di Sicilia che vogliono nuovamente acciuffare il primo posto e gli Azzurri in cerca di riscatto. Intanto Parlato, il gol del 2-1. La ribaltano le Aquile di Sicilia. Stefano. Devi fare così, mi guardi. Sono nuovamente sotto gli Zusa. Partita in salita adesso per loro. Vediamo se troveranno le giuste soluzioni. Filiberto. Filiberto lascia Giammona. Il 9. La lascia Borrello. Borrella a combattere con D'Amico che scappa via. D'Amico col tocco sotto. Poi Queccia.
esce anche Girgenti a raddoppiare. Giammona lascia per Caruso. Caruso si ferma, cade giù. C'è fallo, l'arbitro è lì. Si fa sincerare subito Amoroso con il suo avversario. Caruso sta giocando una grandissima partita. Vedremo se andrà lui col suo destro. Ha le qualità per farlo e soprattutto una bella castagna da fuori. Lo conosciamo bene il 4. Invece Caruso si stacca, lascia Filiberto, si inserisce dentro l'area di rigore, farà sportellate con Amoroso. Filiberto va col sinistro e ci arriva Micciche sul suo palo. Non era semplice, grande parata dell'estremo difensore dell'Aquile di Sicilia. Calcio d'angolo per gli Zusa. Borrello, Amoroso interviene bene. Ancora Zusa in avanti. Giocano corta. Borrello prova a scucchiaiare dentro per Filiberto. Motisi, nuova entrata in questo match. Il 23. Gueccia. Ha preso tanto campo. Può uscire adesso la difesa azzurra. Filiberto. Amoroso preferisce giocarla con il portiere, scelta saggia. Nel frattempo però prende metri importanti la squadra azzurra. Sgroi. Anche per lui ingressi in campo. Gueccia. Il 10. Vediamo se entrerà sul suo destro. Gueccia ne ha 3 di sopra addirittura. Motisi la mette nel mezzo. E Sgroi a 2 passi. Non riesce a metterla dentro. Rimane comunque il grande passaggio di Motisi. Con i giri giusti. Girgenti in avanti a cercare Scibetta. Il pallone è troppo lungo. Ci arriva Micciche. Gioca corto da Amoroso. Amoroso verticalizza bene da Gueccia. Gueccia direttamente in porta. Disturbato da Caruso. Va subito al tiro. Per Girgenti non c'è nessun problema. Caruso in corsa. Gioca corto da Scibetta. Scibetta farà sportellate. Ancora Scibetta prova una ruleta. Gueccia da fuori. Poi Sgroi. E ancora Girgenti a murare. Che portiere Girgenti. Gueccia la gestisce sulla corsia destra. Gueccia. Giammone insiste. Ancora Gueccia sul pallone. Dove c'è Sgroi? Ancora Girgenti. Sta tenendo in vita gli Zusa questa sera. Amoroso. C'è un colpo. Per l'arbitro non c'è nulla. Girgenti preferisce giocarla da Giammona. Quando vai tu, non ora, aspetta, non ora. Caruso la lascia a Filiberto e si butta dentro. Uno che sale, Filiberto. Buona da Scibetta. Ancora gli Zusa insistono. Giammona prova a rientrare col destro, la lascia per Caruso. Caruso va bene da Scibetta. Interviene bene Gueccia. Caruso forte da fuori. Ci arriva Micciche. Poi interviene Sgroi a prendersi questo pallone. Gueccia subito in avanti da quelle di Sicilia. Gueccia ancora disturbato da Scibetta. Si gira il 10. Cercare soluzioni per i propri compagni. Preferisce appoggiarsi da Amoroso. Dalla retrovia ancora Gueccia. Nuovamente 2-2 per le quelle di Sicilia. Si abbassa Sgroi a ricevere il pallone. Lotto. Ancora Gueccia. Sta toccando tantissimi palloni il 10 questa sera. Non è semplice contro la difesa azzurra. Gueccia. Amoroso. Prova a rompere la linea. Tiene dentro Amoroso. Va da Sgroi aggredito subito da Caruso. Buona mano. Motisi. Si appoggia dietro da Gueccia. Sgroi ha tanti metri a disposizione, va infatti lui da fuori. Non ci pensa 2 volte, poi Girgenti la blocca e riparte da Giammona.
Scibetta. Tu, palla tu, patà. Scibetta prova l'imbucata per Filiberto. Ottima soluzione del 10. Ringrazia il compagno. Scibetta. Caruso. Unico giocatore. Scelta saggia, preferisce riappoggiarsi nuovamente dal portiere. Girgenti da quinto. Scibetta, bene la sponda per Caruso. Per Filiberto di prima, dove c'è Caruso a cercare Scibetta. E interviene Micciche che la blocca in un tempo. Ferrara. A combattere con Caruso. Usa bene il corpo Caruso e va via. Vieni qui. Scibetta la tiene bene col corpo. C'è time out. Approfitteranno entrambe le squadre per rifiatare, trovare qualche lettura tattica che può incidere su questo primo tempo, dove c'è ancora tanto da giocare. No, assolutamente. Alla prossima Giuseppe esce. Filiberto si riparte, D'Amico prova a imbucare, c'è però la gamba di Scibetta. Vieni, alzati. Zusa. Cade giù Sgroi ma non c'è nulla. Scibetta a combattere con Amoroso. Scibetta va via alla grande. Scibetta con un tunnel. Si accende il 10. Lo chiude Ferrara. Grande giocata del 10 con personalità. Porta carisma ai suoi. La giocata del 10 fa accendere questi Azusa. Nonostante siano sotto non si perdono d'animo. Amoroso imbucare dentro per Sgroi che scappa via. C'è l'intervento di Girgenti con lo scavetto. Sgroi. Palla che va fuori, c'è calcio d'angolo però. Sgroi di prima, alto sopra la traversa. Gabri, un minuto e cambio, D'Amico. Scatta, Sgroi. Interviene parlato. Sgroi è tuo, Sgroi, corri. È andato, Girgenti in avanti a cercare Giammona. Buona soluzione dell'1. Subito dalla parte opposta del campo, adesso se lo stanno mangiando il campo le Aquile. D'Amico. Poi Scibetta a liberare Filiberto. 2 contro 2. Ritornano tutti adesso però. Filiberto, buona la palla per il 10. Scibetta la lascia sfilare. E lo chiude Ferrara. D'Amico prova a cambiare lato alla Filiberto. Filiberto interviene. C'è Micciche che la blocca. Sicuro fa ripartire i suoi. Palla a Motisi. Motisi scala ancora dal portiere. Micciche verticalizza la Ferrara. Di prima cambiare lato per Sgroi. Interviene D'Amico. Ancora parlato. Sgroi può calciare col destro. Murato dalla schiena di Giammona in veste da centrale adesso. Giriamo. Mica centrale tu per ora, non guardare la palla, sta arrivando, guarda. Sgroi. Provaci. Pallotta in porta, Girgenti. Scendiamo tutti, Poi Filiberto prova ad andare via da ultimo, rischia tanto. Parlato! Gabri. Stefi, fatti quando vuoi. Ok, quanto?
falta a questi due. Scibetta. Gioca corto la Filiberto. Aumenta, prendi campo. Filiberto cambia lato bene da D'Amico. Prova a cambiare lato. C'era l'inserimento di Giammona che ha frenato la sua corsa. Ferrara imbuca bene da Parlato. Il 21 a trovare bene con i giri giusti D'Amico. D'Amico il Girgenti. Ma che partita sta facendo il portiere questa sera? Bravo, Grif. Dietro, Stefano, corri. Giammona lavora bene con il corpo. Si appoggia alla Girgenti. D'Amico, tanto campo a disposizione. D'Amico a liberare Filiberto. Filiberto da solo, sono 3 contro 1. Parlato col tacco. Motisi, ancora il 23, si ferma, la giusta, trova D'Amico contro il portiere D'Amico! La doppietta personale del 7 ed è 3-1 per le Aquile di Sicilia che si trovano nuovamente primi in classifica. Giammona, partita in salita adesso per gli Zusa. Filiberto da ultimo, trova bene Scibetta, ancora Filiberto contro il portiere con la punta. Non c'è il tocco di Micci che... D'Amico solo, completamente da solo in questa corsia, prende subito campo D'Amico! Si è acceso il 7 dopo la doppietta di pochissimi secondi fa. Voleva subito la tripletta personale D'Amico. Girgenti chiama il movimento per Filiberto, prova a scavalcare tutta la difesa. Parlato, la gestisce bene il 21. I compagni lo sanno, palla a lui, il pallone in cassaforte. Parlato, D'Amico, la giusta con la suola, poi Gueccia con un primo controllo. Gueccia per D'Amico, la gestiscono alla grande le quelli di Sicilia questo pallone. Gueccia si abbassa anche Parlato, stavolta cambia corsia. Gueccia, D'Amico gioca corto da Ferrara che viene anticipato da Scibetta. Scibetta col tacco, prova a restituire il pallone per Filiberto. Parlato, poi Giammona esce bene. Scibetta si gira il 10, si appoggia là D'Amico. Ce ne sono 2 in questo campo, sia da una parte che dall'altra. D'Amico col tacco, Scibetta, scusate, Giammona! Che giocata del 10 a imbucare il suo compagno con il tacco. Passaggio filtrante con i giri giusti, clamoroso. Tanti imbucano bene la quella di Sicilia dalla parte opposta. Parlato, sterza, libera D'Amico, esce bene Giammona a lavorare questo pallone, ricambia Ferrara, Israele via il pallone. Ferrara, il 4 per D'Amico che sterza. D'Amico, c'era una spinta per l'arbitro, non c'è nulla. Hanno proseguito le Aquile. C'è calcio d'angolo per loro, c'è la regola del vantaggio. Per un attimo abbiamo pensato che cadesse giù, D'Amico invece ha proseguito con la sua giocata. Ferrara, il 4. Esce bene Scibetta a dar fastidio. Poi Giammona, si alza la difesa avversaria. Io giusto che prendono metri importanti, però è solo Giammona a fare questo pressing. Filiberto, 2 contro 1, ne possono approfittare con un sombrero. Filiberto, fermato subito da Parlato, poi Giammona prova a ricambiare il sombrero, gamba tesa del 21, fallo in favore degli Zusa. Il portiere, non tutti, dai, rimani più dietro. Aiutato, compra, sono tutti e 2 là. Vedi? Basta. Pressare, ora te la vado a prendere. Sta finendo il primo tempo.
Filiberto, forte col sinistro. Si è capito se fosse un tiro o un cross. Finisce qua la prima frazione di gioco. 3-1 per le Aquile di Sicilia. Gradualmente, no? Tutti insieme. Si riparte con la seconda frazione di gioco. Possesso per gli Zusa. Borrello. Scala da Girgenti. Tanto ne approfittano a passettini da quelle di Sicilia a prendere metri preziosi. Micciche in due tempi. Parlato. In gestione il 21. Imbuca bene da D'Amico. Che può andare forte sul secondo palo. Dove c'era Gueccia, ma mura tutto Caruso. Gueccia ricambia per D'Amico. La gestisce il 7. Si appoggia corto la Gueccia. Cambia lato dove c'è Ferrara. D'Amico. Ancora giro palla delle Aquile di Sicilia. Gueccia. D'Amico. Prova ad andare via in mezzo al 2. C'è Giammona però. Gueccia. Gioca corta ancora da D'Amico, la lascia lì con la suola. Gueccia, si appoggia alla Parlato. Si muove il 10, si sovrappone. Si muovono tantissimo le Aquile di Sicilia, come dicevamo poco fa nel primo tempo. Veramente inesauribile la loro energia. Parlato. Ancora Gueccia. Ancora possessa Aquile di Sicilia. Con gli Zusa che preferiscono aspettare. Ora attaccati, mica attaccato, mica ora, mica. Va, scappa, Parlato, cambia bene da D'Amico. D'Amico il doppio passo, il 7, sterza ancora. D'Amico va via, D'Amico ne salta 2. Il terzo è Caruso che interviene bene. Un amoroso e l'altro metteva qua che era per Giammone. D'Amico, bene da Parlato, cambia bene il lato da Gueccia che può calciare. Trova però la schiena di Cibetta. Siamo al 2-10. Parlato! Si inserisce alla grande, anticipa il difensore e fa il gol del 4-1. Stefano Parlato. 4-1 per le Aquile di Sicilia. Da 1-0 a 4-1. L'hanno ribaltata le Aquile di Sicilia. Hanno trovato anche Morale. Caruso direttamente dalla battuta a cercare di far male all'estremo difensore delle Aquile di Sicilia. Quasi 3 minuti. Amoroso gioca corto da Gueccia. Gueccia a imbucare bene per Parlato.
troppo lunga, troppo alta. Ricominciano gli Zusa, che vogliono insistere per accorciare le distanze. Sì, te l'abbiamo portato. Borrello prova Scibetta a ricambiare, va subito in copertura il 10. Amoroso, bene da D'Amico, interviene anche Filiberto a combattere chi si ricavia il pallone. Poi Caruso ne ha 2 di sopra. Scibetta farà sportellata, cade giù, calcio di punizione. Gueccia va via su Filiberto. Filiberto, Micciche con le ginocchia. Si fanno vedere nuovamente in avanti a Zusa con Filiberto. Filiberto sul secondo palo, non ci crede Scibetta. Pallone ha attraversato tutto il campo. D'Amico trova il giusto impatto col pallone. Insistono però le Aquile di Sicilia con Sgroi. Borrelli interviene bene, ancora Gueccia con la suola, la gestisce il 10. Gueccia frena. Filiberto da dietro. Amoroso prova a direndere direttamente in porta. Qualcosa là, però poi mi andrà a cambiare. 5 minuti e 40. Caruso. Filiberto prova a sgasare Filiberto, frena la sua corsa. Caruso con una crochetta va via e libera il 10. Scibetta! Micciche risponde presente il numero 1 delle Aquile. Ancora calcio d'angolo, l'ennesimo di questa partita in favore degli Zusa. Borrello lascia lì Filiberto che prova a infilare, cade giù, calcio di punizione, giocata preziosissima del 21. Vediamo chi andrà alla battuta. Si propone Caruso. In teoria dovrebbe tirare proprio il numero 4, come dicevamo poco fa, alla castagna per fare male a qualsiasi squadra avversaria. Va Caruso, forte col destro! Caruso! Il gol che accorcia le distanze, il gol del 4-2. L'ennesima bordata potente di Caruso. Gol che sicuramente porta morale alla squadra azzurra. Sgroi, forte dove c'è Gueccia che la gestisce, poi ancora Caruso che cade giù. Per l'arbitro non c'è nulla, la gioca subito Gueccia, poi Scibetta esce bene fuori. Ancora Caruso si fa restituire il pallone e va a imbucare bene da D'Amico che cambia lato da Filiberto. Si butta in avanti anche Scibetta. Filiberto prova a sgasare. Filiberto forte sul secondo palo. Scibetta! Lo stava per fare bellissimo il 10. Intanto D'Amico
Si inserisce alla grande con i tempi giusti. Ci credono gli Zusa. Moti sì. In bocca la gueccia. Per Sgroi che prova ad andare via. Scibetta attento. Sgroi. Gueccia. Spalla alla porta. Si gira subito il 10. Sguscia alla grande. Gueccia. Ancora Gueccia. Prova col tocco sotto. Sbaglia totalmente la misura però. Filiberto. La lascia sfilare. Pensava probabilmente continuasse la corsa Caruso, che invece ha ricambiato con lo stesso pensiero, lasciandola a lui. Gueccia. Gueccia prova ad andare via con un tunnel. Filiberto attento. Rimessa per le Aquile. In avanti Amoroso, Sgroi. Lotto, prova ad andare via. Sgroi, ancora Sgroi! Voleva inserirsi anche lui nel referto di questa serata. Arbitro. Tanto c'è time out. Raga, dobbiamo perdere un centimetro l'altro. Giochiamo subito palla, raga. 22. Sta dobbiamo perdere un centimetro dal campo. Entrare ora, mica. 3 minuti vantaggio. Non è che entra al posto mio. Come volete. Che non te lo sentete. Davide pure si è chiamato. Vedere più di me, vedere più di me. Ti sono sentito giù. Devi uscire ora. Sì, dai, esco io, dai. No, voi se entri al posto, esco io. Se prendi tu. Basta che giocate no, devi dare pure una partita per sapere di solito sa gestire bene. No, non dovrebbe essere un problema. È pesante, è uguale. È uguale. Ma lascia se vinciamo lo metto nelle serve una settimana. Si ricomincia dopo il time out. Siamo al 9° minuto di gioco. Giammona, disturbato da Amoroso. Giammona col corpo si fa sentire. Filiberto. Interviene nuovamente Amoroso. C'è cambio. Pallone per gli Zusa. D'Amico, rimase a giocare a corto da Filiberto. Sì, è così. Filiberto prova a entrare in mezzo al campo. Amoroso la lascia sfilare. Rimessa per loro. Si sta giocando solo in quel lato. Stavolta però lo cambia Amoroso. Motisi. Forte nel mezzo dove c'è proprio Amoroso. Girgenti. Filiberto cade giù, c'è fallo, l'arbitro è lì di fronte. Sta prendendo tanti falli. Filiberto. Siamo al 4° fallo per Zusa. 10° in favore vostro, infatti intento. Caruso, ancora lui col destro! Ha un passo d'Amico sul secondo palo. Se lo divora a 2 passi. Ringrazia D'Amico per la soluzione del compagno. Tanto si alza la difesa azzurra. Micciche. Amoroso la tiene giù. La lavora bene Amoroso! Palo esterno! Che giocata! La riprende subito D'Amico. In avanti con Filiberto che accorcia. Scala da Giammona. Giammona scucchiaiere dentro per D'Amico. Non c'è calcio d'angolo. Si prosegue. Ferrara. Parlato di prima per Ferrara. Interviene bene Caruso. Giammona direttamente in porta. Non la tocca nessuno. Parlato. Ferrara imbuca bene da Sgroi, tutto solo.
Duello con Filiberto. Sgroi. C'è Stefano. Sgroi, bene da parlato. Girgenti. E poi il gol di Sgroi. C'è anche lui nel taccuino di questa serata. 5-2. Oh, vedi, diciamo l'ultima azione. Oh, occhio! Giammona. Subito per Caruso. Filiberto. Non sparato. D'Amico. Vieni, scendi, Prova ad appoggiarsi la Caruso. Finisce per restituire il pallone agli avversari. Sgroi. Che va a sgasare ancora Sgroi. Lotto. Si appoggia la Parlato. Ferrara. Ci pensa per un attimo da fuori. Parlato. Prova a restituire il pallone. Ed è contropiede per il Zusa. Con Caruso. Rientra bene Parlato però. Mentre sta correndo quello non Caruso. Bene da D'Amico. Che la controlla così e così. Bello. Buona la palla dalla retrovia. Ferrara. Io lo scarico, ma. Trova bene Motisi. Scalata D'Amico. Investa da centrale D'Amico. Parlato. Prova a imbucare e restituire questo pallone. Calma. Ce l'hai. Calma, Motisi. È tutto il tempo. Uno che si allarga, ragazzi. Parlato. Prova il 21. Giammona. Si appoggia la Filiberto. Ci sono tanti uomini. Gueccia. Si appoggia da D'Amico. D'Amico! Il gol del 6-2. Ve l'ho data, Domi. Ce l'ho contata. Se tu... Scibetta, va via con la suola. Si appoggia la Caruso. Il 4. Si appoggia la Borrello. Restituisce questo pallone. Caruso. C'è il pressing di D'Amico. Borrello. Bene da Scibetta che l'alza per Caruso. Interviene Parlato. Poi ancora Caruso! Caruso accorciano ancora le distanze agli Zusa. Che partita sta facendo il 4. Gueccia. Si gioca in una sola metà campo adesso. Dai che sbaglia. Giammona. Prova a uscire da Gueccia. Riesce a sgusciare bene. Ancora possesso Aquile. Solo 3 gol a separare la distanza tra le due squadre. C'è ancora tanto del secondo tempo da giocare. D'Amico, Parlato. Scibetta, lavora bene questo pallone. Scibetta in avanti da Borrello. Gestiscono bene adesso gli Zusa. Giammona. Caruso. Bene da Scibetta. Non ci arriva il 10, ci arriva stanco in questo lancio. Ne approfittano quelle di Sicilia per prendere metri preziosi. D'Amico, solito doppio passo. D'Amico! Girgenti, una statua. Ferrara prova la bicicletta, Borrello è attento. Gueccia, ancora D'Amico, ancora Gueccia. Lancia da Ferrara che non ci arriva. Pensate sbagliano. Dai. Quello che si avvicina. Sempre su 10, qui.
Borrello si appoggerà a Girgenti, vuole prendere lui i metri preziosi. D'Amico la mette giù, prova ad andare via con una crocheta. Giammone attento, ancora possesso però per le Aquile. D'Amico, Ferrara, che si fa trovare bene Parlato. Gueccia, Dietro, è solo. scucchiaiere dentro. Bravo. Caruso attento. State 6-3, siamo al 17° minuto. Parlato. Direttamente da fuori Parlato. Borrello. Prova a imbucare per Caruso. C'è Parlato che intercetta questo pallone. Ferrara prova a saltare anche il portiere che cade giù. Preferisce ricominciare dove c'è Gueccia. D'Amico, il 7 si butta dentro, prova a scucchiaiare dentro, poi Scibetta. Borrello prova a liberare Caruso. Post. Scibetta libera bene col tacco Caruso che va via. Prova a sgasare il 4, ci prova ancora da fuori. Praticamente tutti gli squilli stanno arrivando dal ragazzo con la numero 4, che si sgancia spesso dalla retrovia per andare ad attaccare e accompagnare l'azione. Alla prossima consalto. Alla prossima cambio. Caruso per Borrello. Giammona si gira. Scibetta la lavora bene col corpo. Giammone in porta. In crescendo adesso la partita degli Zusa. Parlato col tacco, trova Borrello, ancora gli Zusa che insistono, per ora è dominio azzurro. D'Amico a duello con Caruso, D'Amico va via, D'Amico! E Girgenti la mette in angolo. Che partita sta facendo il portiere quest'oggi. Gueccia contro il portiere e poi D'Amico in tap-in a un passo. 7-3 Aquile. Mica se pega la palla si sta fermo. Filiberto prova a sgasare lui, include Parlato. Borrello tutto solo, ottima la soluzione di D'Amico. Gueccia la mette in rimessa. Borrello prova a scucchiaiare dentro la Filiberto. Oh, e sono soli, raga! Raga, che serve attaccare? Girgenti fa sportellate lui da difensore. Gueccia libera Parlato, va lui, trova la schiena di D'Amico. Filiberto, sono 3 contro 2. Filiberto a liberare D'Amico. C'è ancora Filiberto sul secondo palo, ottima la soluzione. Non so, raga, ma non c'è nessuno, era solo. Ma quanto siamo? 20°. Oh, scappa solo, Gueccia. raga, ve li dovete tenere. Il 10 prova a sgasare lui, cambia lato da D'Amico. Il 7 entra bene in mezzo al campo D'Amico, va il 7 direttamente in porta, murato da Giammona. Sono poi quando dopo cambio. Mancano 5 minuti, fateli entrare. D'Amico, Parlato, prova a restituire il pallone. D'Amico prova ad andare via con un tunnel, c'è Scibetta attento, che va via di prepotenza fisica il 10. Filiberto, bene da Giammona, un tempo di gioco prezioso, ma va comunque via Giammona con la suola d'eleganza da dietro. Cade giù Giammona, calcio di punizione preziosissimo per gli Zusa. Fili. 7-3. Scibetta alla battuta, si incarica lui, si incarica il 10. Fili. Fili. Fili.
Vediamo se troverà qualche spazio per mettere la palla dentro. Il 10 va Scibetta. La soluzione era giusta, il 7 era libero. D'Amico, disturbata ancora da Scibetta, sta correndo tantissimo. D'Amico la lavora ancora sul destro. D'Amico alla fine lascia Gueccia. Gueccia prova ad andare via. Girgenti gioca corto da Filiberto, esce Gueccia, incomprensione totale dalla difesa azzurra. Gueccia ne approfitta e fa il gol dell'8-3. Non bastava prima stavate seguendo 2 persone allo stesso uomo e ne lasciate 3 liberi. Giuri che dice Tiana che tu sulle date. Sì, vabbè. No, raga, calmi, dai, oh. Oh, minchia, ma state dicendo via come mi piacerete. Caruso, Filiberto, Giammona. Prova a cambiare lato la Caruso. Amoroso imbuca bene da Sgroi che ci arriva, ma c'è Girgenti. Attento, si va a sincerare subito con l'attaccante. Poi Giammona ne esce fuori un tiro debole. Poi Filiberto prova a sgusciare via. C'è Gueccia che sta facendo una partita incredibile. Gueccia ancora da Sgroi, disturbato dall'estremo difensore. Poi Sgroi direttamente in porta. C'è Girgenti, fa ripartire i suoi con Caruso. Palla al piede, Caruso a verticalizzare per Filiberto. Filiberto sul sinistro a liberare per Caruso, dove c'è il secondo palo d'Amico. Gol che porta un morale alla squadra azzurra, gol importantissimo soprattutto per la mente dei ragazzi in campo. Siamo al 24esimo, 8-4. Prendiamo palla e iniziamo via. Non lo fai giocare poco solo. Esce per ultimo. Il problema non è mai stato Si alza il pressing azzurro. D'Amico. Oh, sono nemmeno, dai, raga. Avete a fare acquistare la palla e non la passata. Se nato palla non l'avete passata. D'Amico. C'è il fallo di Caruso. L'arbitro vede tutto e si riparte. Batte Amoroso, gioca corto da D'Amico. D'Amico, c'è ancora fallo. Con una prestazione magistrale dei ragazzi di Capitan Gueccia, che non cambiano mai la propria filosofia di gioco. Tanto giro palla, tante verticalizzazioni, tanta fiducia ai propri compagni con giocate individuali. Sono meritatamente lì sopra. Amoroso, forte col destro e finisce qua la partita. 8-4. Vincono le Aquile di Sicilia.